Un grandissimo buongiorno a tutti, carissimi amici telespettatori e ben sintonizzati, ormai immagino come tutti i giorni, in nostra compagnia su Scoop Eventi. Oggi è la prima puntata, dopo un mesetto, se non sbaglio, Giovanni, di festa. Ci voleva. Come stai, Giovanni? Ben ritrovato. Beh, ciao Liliana, come sempre tutto bene. Tra l'altro ho fatto 22 anni da poco. Tantissimi auguri. Grazie, comincio a invecchiare sempre di più. E è bello tornare in puntata, ecco. Beh, Giovanni, comunque tantissime persone in questo periodo d'assenza del programma ci hanno mandato tantissimi messaggi, tutti quanti chiedevano quando ritornavano le nuove puntate di Scoop Eventi, perché sai, tantissime persone sono sempre sintonizzate con noi, perché come già tutti quanti i telespettatori a casa sanno, noi ospitiamo tantissimi personaggi, da cantanti, ballerini, artisti, influencer, eccetera, eccetera. Come vedi, quest'oggi è venuto a trovarci un ospite molto gradito per la programmazione di Scoop Eventi. Signore e signori, qua con noi Kevin Olivera, un giovane influencer e TikToker. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno, volevo ringraziarti innanzitutto per l'invito e sono contento di essere qua. Beh, te lo meriti, perché comunque noi abbiamo anche fatto molta fatica per intracciarti, perché tu hai tantissime richieste, tantissime seguaci, tantissime persone che ti cercano e ti vogliono, quindi noi siamo davvero onorati di averti qua con noi. E Kevin Olivera è un influencer, un TikToker, come ho detto, ha 35.000 follower su TikTok. Ormai anche i nostri telespettatori a casa, Kevin, sono abituati con gli influencer, perché abbiamo portato anche altre persone con altri follower, anche molto più importanti, però noi cerchiamo di dare visibilità a tutti quanti. E anche ricordando che tu hai iniziato da poco. Da un annetto più o meno. Se magari vuoi raccontarci un po' la tua storia, come è iniziato tutto e da dove vieni. Allora, diciamo che non ho avuto una bellissima infanzia, soprattutto quando sono arrivato qua, perché venivo spesso bullizzato, offeso, diciamo non ero ben stato accetto nella società. E invece per quanto riguarda il mondo degli influencer è partito da più o meno un annetto che questi ragazzi, che sono dei youtuber con un canale con abbastanza follower, hanno 700.000 iscritti, sono i Pirlas V, mi hanno contattato per iniziare a fare i video con loro e diciamo da lì, dai primi video con loro, è partita la mia esperienza. Sono iniziati i primi follower, solo che poi in neanche un annetto c'è stato un mega boom. E come hai fatto ad avere questo boom? È successo qualcosa? Allora, hai trovato tu la chiave giusta per diciamo colpire? Che una volta che ero entrato a fare i video con loro, ho proprio io deciso di cambiare il profilo. Proprio mettevo foto di un determinato tipo che ho preferito toglierle. Ho preferito fare foto che secondo me avevano una certa qualità. E ho inserito queste foto togliendo le altre. Adesso posto foto diciamo solo di qualità. E così diciamo mi ha portato abbastanza. Ma che tipo di foto hai scartato? Cioè tu dici le foto quelle fatte diciamo col che prima telefonino? sul mio profilo mettevo foto diciamo un po' a caso e ho visto che non è che aiutava, invece mettendo magari poche foto però fatte bene i follower arrivano di più.
Ah, ok. Ma sono persone che magari hai messo qualche tag particolare, che hanno iniziato a seguirti, o è proprio una cosa casuale? No, non ho messo tag né niente, semplicemente mettevo il post, una frase sotto, una descrizione, solo che poi iniziavo a vedere che i post avevano tanti like, tantissimi commenti, un botto di condivisioni, cioè c'ho post che superano anche i 1000 commenti, per farti capire più o meno. E per quanto riguarda il discorso del bullismo, come mai sei stato bullizzato? Cos'è che avevi che non andava bene? Perché ti vedo una persona, mi cioè, verrebbe da tranquillissima. dire il fatto che comunque vengo da un altro paese e non venivo ben accetto, cioè non lo so per quale motivo, sinceramente non sono un ragazzo problematico, sono un ragazzo abbastanza tranquillo, però sì, cioè, mi prendono spesso in giro e tutto, solo che incredibilmente da quando sono arrivati i follower, quelli che prima mi prendevano in giro adesso mi chiedono la foto, mi è successo. Beh, comunque, ma io volevo chiederti una cosa, ma ti hanno bullizzato solo per il discorso da dove vieni o anche per il discorso estetico, magari c'era qualcosa? Anche per il colore della pelle. Ah. E poi, vabbè, diciamo, ero anche abbastanza bruttito da piccolo, se ecco. così si può dire. Ok, no, perché parte tutto da là, per quello ti ho chiesto Sì, quello, sì. perché solitamente, cioè, vederti così uno non ti criticherebbe mai, per quello dico. Grazie. Però magari, come hai detto te, magari esteticamente, sai, da piccola eri un po' così. Beh, sì. Però sai, io ho notato anche a scuola, no? Anche le persone che magari io conosco, io ho visto che le persone del passato, quelle con cui andavo anche a scuola, erano bellissime, no? E ad oggi sono diventate bruttissime. Invece C'è stato, diciamo, un glow up, se così Sì, si può sì. chiamare. Infatti Ecco. avevo fatto un TikTok su un glow up di come ero prima, come sono adesso. È una cosa bella quella, anche per magari i tuoi seguaci possono capire tramite i tuoi video che esiste il cambiamento, ecco, ed è un bel messaggio anche positivo che lanci a tutti quanti i tuoi seguaci. Io, Kevin, direi di mandare in onda il video servizio che ti riguarda. Abbiamo preparato un video per i nostri telespettatori che ci seguono da casa. Vi ricordo, prima di mandare in onda il video servizio, che se volete contattare la programmazione di Scoop Eventi, il numerino è quello che vedete sovraimpressione, il 347 699 080. Prego regia con le immagini e noi ci vediamo dopo. Grazie. Cassa, yeah. Stop, make a pose, my drill, Rolls Royce, you know them boys, we shoot, no joke, pam pam be with you. Girl, I love it when we do it, turn you on, shorty, tell me if I'm wrong, I can see it in your eyes when you Tu cuerpo eres caliente y más. Cuando conmigo, mami, toca. Big booty bitch, hey, little booty bitches, a hot girl, summer now pop y'all shit. Hey, work out, ho, yeah, show 'em your mom made a pro like that. Escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer, te va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. I don't make a couple boys start snapping. But it's blasting. Every time I'm calling, she say she gonna call me back. I told her call me Rocky. She say she not gonna call me that. You say you come with a lot, well baby I want all of that. Her mama a party girl, she just wanna have fun too. Fisher pose, grill it in. Work, hold on. It's me and my friends. Go, bud. Work, you know what I'm saying? Walk in, walk out, let's go. Work. Hey, walk it out, walk it out. Work, yeah. Cha-cha, cha-cha. Work, yeah. Act like jockey. Made her get down on the bottom and she tied me. Pull up extra icy, I'm not playing hockey. Niggas think I'm weird and they don't really like me. Cause I can fuck your bitch and fuck your mom and I. Hey, hey. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom, I'm sorry. Essere cubani check. Ci guardano tutte le tipe quando camminiamo. Ogni volta ci chiedono sempre di parlare in spagnolo. Ogni volta ci chiedono di ballare.
Tutti ci vogliono toccare ricci. Il mio amico è uno sfigato check. Un piccione gli ha cagato in testa. Gli è finito anche sul giubbotto. Secondo voi che sapore ha? Bitch. Corvette. Hop in the motherfucking jet like that. Him and that like that. They were like, Pop, why you all like that? Why you talk like that? Why you all like that? I'm off at Eddie, I'm up. I don't. Canna grossa non la passo, scarpa nuova non la allaccio. Guardano me quando passo, stupido guarda il mio passo. Guarda il mio passo, stupida bitch c'ho il passo. Guarda il mio passo, occhi addosso quando passo. Walk in the club and fuck it up. Ouch, paper cut, for 4 hours standing up. Wake up and over and arch it up. She can't take it when she do it this way. Hey, yeah. Right, red bitch tastes like cherry, kiwi, real big titty, double DD. Act like Jockey. Made her get down on the bottom and she tied me. Pull up extra icy, I'm not playing hockey. Niggas think I'm weird and they don't really like me. Cause I can fuck your bitch and fuck your mom and I. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel you. Facciamolo insieme, però vacci piano, dammi la mano, comportati bene. Ti comprerò un cane, lo porterò fuori, lo tratterò bene. Se non lo fai ora, finisci la scuola, facciamolo insieme. Facciamolo insieme. Quiero conquistarla porque sé que me conviene. Voy a darle. Guardo te in una foto e penso che senza di te alla fine non ho senso. Vorrei mandarti un messaggio proprio adesso, ma ho visto da una storia che sorridi lo stesso. E chi è? Just wait till I blow up! Oh, na na na. Put your hands in the air if you're loving tonight. Oh, na na na. Que tú eres si te digo mi fantasía contigo, susurrado al oído te comienzas a calentar. Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos. Sickle. Popsicle. Pop. Can you? Yep. Can you say pop? Pop. Sickle. Popsicle. Go, beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you. Nothing on you. Smoking something much like she asked me if I do this every day. I said often. That's how many times she rode the wave, not so often. Un grandissimo buongiorno a tutti, carissimi amici telespettatori. Quest'oggi ci troviamo a Milano e siamo davanti alla farmacia del dottor Bevilacqua. Io direi di andare a intervistare il titolare. Buongiorno, sono dottor Vittorio Bevilacqua, ringrazio la redazione della 9 di questa opportunità, anche se il periodo non è dei migliori visto il Covid. Proprio in questi mesi abbiamo restaurato la nostra farmacia, abbiamo cambiato un po' i locali, puntando soprattutto a creare un ambiente della farmacia che fosse il massimo della
purificazione ambientale. Infatti abbiamo installato 2 ionizzatori Ionix Steel certificati anti-Covid dall'Università di Padova e abbiamo ampliato un po' gli spazi in modo che le persone si possano muovere mantenendo la distanza del metro di distanza, ed inoltre, visto il problema dell'assembramento e degli ingressi contingentati, abbiamo deciso di allargare il numero di ore di apertura della farmacia. Infatti dal 1° di gennaio saremo aperti sempre il sabato pomeriggio, proprio per dare il massimo di servizio ai nostri clienti. Vi ringrazio ancora la 9 di questa opportunità e vi saluto tutti. A Mirano, in via Dante 4, c'è la farmacia Bevilacqua. Da 26 anni il titolare è il dottor Vittorio Bevilacqua, che la segue con amore e passione tramandati da padre in figlio. Farmacia Bevilacqua, a Mirano, in via Dante 4. Locali sanificati H24. E dal 1° gennaio sempre aperti anche il sabato pomeriggio. Per informazioni 041 570 08 65. Di nuovo qui, carissimi amici telespettatori, intanto grazie mille a tutti per essere nuovamente sintonizzati con noi. Giovanni, che ne pensi dei suoi TikTok? Ti sono piaciuti? Ah, bravo. Quindi tu sei diventato, i tuoi seguaci sono arrivati dopo questi video su YouTube? Diciamo che i primi follower sono arrivati dopo i video su YouTube, poi da lì mi sono creato, se così si può dire, un personaggio che a quanto pare sta piacendo e continua a piacere. Su TikTok poi si è postato? Sia su TikTok che su Instagram, perché ho notato che anche molti che magari su TikTok hanno 100.000 follower, poi su Instagram ne hanno 6.000, 7.000. Io invece sono riuscito a più o meno mantenerli sulla stessa base da tutte e due le parti. Esatto. Ma e che personaggio saresti? Come ti definisci? Allora, sono un personaggio abbastanza schietto, nel senso faccio vedere un po' tutto quello che faccio senza farmi troppi problemi. Non sono uno che magari ha bisogno di nascondere qualcosa, no, sono uno che quello che fa lo dice, senza farsi troppe pare. Ma tipo che personaggio ti sei creato? Tipo di un ragazzo che se la tira o di un ragazzo più solare? Ecco, questo. Ma allora, diciamo che chi non mi conosce, vedendo il mio profilo Instagram o comunque social, potrebbe pensarlo. Poi magari conoscendomi dal vivo c'è gente che ha cambiato idea su di me, mi diceva ma ti credevo diverso, invece sei una persona abbastanza polleggiata. Polleggiato è un termine che si usa a Bologna, tranquillo, infatti vedo. Ecco, ricordiamo ai telespettatori a casa che Kevin Olivera viene da Bologna, quindi noi lo ringraziamo perché i nostri studi stanno nel Veneto, a Padova. Ovviamente abbiamo preparato tutto quello che serviva per quanto riguarda le misure del coronavirus, certo, come è giusto. E Kevin, noi ti ringraziamo per la tua presenza di oggi. Ma prima di, non so se tu hai seguito la nostra programmazione, noi all'interno del programma leggiamo anche i segni zodiacali perché tantissime persone sono appassionate, ma le andremo a leggere dopo. E se magari vuoi dire ai telespettatori a casa quali sono i tuoi progetti per il futuro? Allora, i miei progetti per il futuro, uno, sfondare con la musica. Ho iniziato da poco anche con la musica, ancora non abbiamo fatto uscire nulla, però abbiamo un progetto che sta per prendere forma. E punto numero 2, continuare a salire sui social. Ok, bravissimo. Ma nella musica non ho capito se tu hai già fatto una canzone. Sì, nella musica abbiamo delle canzoni pronte che dovremmo far uscire, però ancora niente. Beh, comunque abbiamo, funziona. Nel senso con un feat con altre persone. Esatto, solo che magari questo non lo volevo dire perché prima faccio un singolo e poi faccio con gli altri ragazzi, solo che prima facevamo uscire il singolo e poi informavamo che ci sarebbe stata anche una collaborazione, quindi se magari questo pezzo si può tagliare. No, ma non preoccuparti perché anche se tu dovessi fare una collaborazione con qualcuno, finché non dici i nomi non c'è nulla di male, ecco. Però vabbè, ecco, così anche i telespettatori a casa adesso saranno più incuriositi di questo, quindi non tagliamo niente. Sì, perché i telespettatori a casa dicono ma come no, non si può tagliare questo pezzo e tutto. Beh, comunque è una cosa bella anche il discorso musicale, sicuramente là avrai tantissima visibilità e ti ricordo anche che funzionano molto di più rispetto al quando manderai una canzone, no? Su Spotify eccetera eccetera, funziona di più il video che il brano, perché alla fine tutte quante le persone sono molto più incuriosite a guardare un video di una canzone piuttosto che un pezzo, ascoltarlo così. Io mi ricordo anche quando ho fatto uscire la mia canzone Le Diana Lozzi Panamera,
E inizialmente ok, era ballabile, estivo e tutto ci sta, però quando fai il video e lo fai in una certa maniera cattura di più l'attenzione. Io sono un po' megalomana, eccessiva, quindi ho messo Ferrari, però qualcosa. sì, però vabbè, comunque anche quello colpisce, perché alla fine, come ha detto Kevin, ognuno sceglie il suo personaggio. Però comunque ti facciamo davvero un grande in bocca al lupo per quanto riguarda la tua carriera musicale, sicuramente farai successo. E se vuoi un consiglio, quello che possiamo darti io e Giovanni è di stare con persone che magari la pensano come te e magari che non ti vengano incontro, ecco, sui tuoi progetti. Sotto questo punto di vista, cioè, sono uno che ha poche amicizie ma buone, preferisco avere pochi amici ma buoni che magari tanti amici che poi si rivelano falsi, quindi... A livello di, tornando alla musica, che genere ti butteresti? Allora, tutti i generi. Voglio essere magari quell'artista che anziché concentrarsi solo su un genere particolare ne fa vari. Infatti faremo un po' di trap, un po' di drill, un po' di baciato, un po' di tutto. Bravo, sì. Ok, ma pensi di avere anche il talento per fare successo? Allora, questo non mi piace dirmelo da solo, per questo preferirei aspettare e far giudicare le persone. Ma avrai sicuramente fatto male sentire le tue canzoni a qualcun altro. Cosa ne pensano? Per ora sta piacendo. Sta piacendo. Per ora sta piacendo. Lui è più critico di me, Sì, io sono più bravo. No, è giusto comunque essere magari anche realisti, cioè capire quanto si può fare, che magari nel senso magari può essere molto più un influencer, quindi avere successo nei vari social, che invece magari nella musica dove magari è più difficile che fare un TikTok. Quindi ecco. Beh, io penso che comunque già una persona, un'influenza, no? Perché non è facile anche quel mondo. Cioè già se lui è riuscito a ottenere buoni risultati sui social, no? Per quanto la gente a casa magari che non è esperta pensa che sia una cosa facile, ogni video che viene postato c'è una strategia dietro, c'è uno studio approfondito, quindi non è che sia così tanto facile anche il mondo dell'influencer, perché lui ha risultato perché, come ha detto anche del discorso delle foto, sa che tipo di foto pubblicare, magari inizialmente non lo sa, però dopo è andato a documentarsi, è riuscito ad imparare la strategia giusta per colpire voi pubblico a casa, quindi i telespettatori che dopo sono diventati i suoi seguaci. E invece per quanto riguarda il settore musicale, io penso che se lui è riuscito a farcela su TikTok e anche su Instagram, sicuramente se ci mette anche un po' di impegno sulla musica, alla fine riesce a fare successo, perché tantissimi artisti come Sfera Ebbasta, Capo Plaza, eccetera eccetera, che ad oggi sono big, non è che loro hanno studiato la musica, è che magari facendo una canzone 2, 3, 4, dopo una persona riesce a padroneggiare meglio il suo linguaggio canoro, ecco. Questo, quindi secondo me puoi farcela. Ecco, io sono sempre più positiva. Giovanni invece sì. È proprio l'opposto. Sì, è per quello che andiamo d'accordo. È come Maria De Filippi e Rudy Zerbi, lui spacca. Ecco, no, quindi vai avanti. Vai avanti che nella vita puoi realizzare qualsiasi cosa desideri. E sicuramente anche che tu oggi sei qua con noi vuol dire che sei una persona importante che merita, perché io non ospito tutte le persone, tantissime persone scrivono, anche per esempio anche ieri una persona si è lamentata perché non l'ho ospitata, una ragazza, no, ballerina, fa ma come, ti ho mandato 1000 messaggi, ok, ma io so chi ha le potenzialità per diventare qualcuno e vedo magari altri sì ce l'hanno, però preferisco dare valore già a chi magari è un po' più, hai capito, che vedo che sta per... Anche perché poi sarebbe una soddisfazione, penso, qualcuno che è passato da qua a vederlo magari ma tanto in alto. tantissime persone che sono venute da me, dopo sono andate a Ciao Darwin, e anche quando stavo su Televeneto prima, l'ho vista a Ciao Darwin, l'ho vista da Maria De Filippi, l'ho vista a Tu sì che vales, tutti quanti, anche un mago, Mago Andrea, che era venuto anni fa, che è una persona normalissima che sta a Padova, è venuto in televisione e dopo comunque l'ho visto anche nelle altre programmazioni Mediaset molto di spessore, quindi la vita è anche una fortuna e quando tu partecipi a una trasmissione televisiva è già un curriculum che tu hai nel tuo bagaglio e per cui se un domani vuoi partecipare a qualche altra programmazione basta che fai vedere o il video o qualsiasi cosa e le porte ti si aprono un po' più facilmente, no? È come quando uno va a cercare lavoro, uno va a guardare il suo curriculum, cosa ha fatto? Ho fatto la cameriera
cameriera, però sto cercando per lavorare in banca. È naturale che le cose non combaciano. Invece se uno porta già un curriculum, che essendo giovane, quanti anni hai, Kevin? 19 anni, è già stato in televisione, perché qua siamo a livello nazionale, abbiamo tanta visibilità, è già un buon curriculum. Quindi anche le altre emittenti, quelle più piccole, che io non ho nulla contro le emittenti piccole, perché anch'io venivo da un'emittente regionale tranquillissima, però avevamo tanto audience, e sicuramente dopo aver visto il video magari ti contattano, o anche tu proponiti nella vita. Allora diciamo che anche questi vestiti che ho adesso sono derivati da collaborazioni, diciamo da quando ho abbastanza follower mi sono arrivate tante collaborazioni. Ma in inglese o in italiano? Perché arrivano anche in inglese. No, soprattutto italiane. Ah, ok, perfetto. Sì, sono italiane. Questo è di Base 12, un negozio che sta andando abbastanza bene, ogni volta sta spingendo di più. Ma in Emilia Romagna? Sì, il negozio principale si trova a Bologna. Ah, ok. È di Bologna e hanno dei vestiti che a parer mio sono bellissimi. Noi abbiamo avuto anche diversi ospiti da Bologna, abbiamo avuto anche Ilias, Yusra, non so se conoscete, perfetto, sì. Infatti mi avevano anticipato quando ho visto le storie, sì, lo conosciamo, quindi anche se magari è un po' meno follow, già vedi che il tuo nome non girava. E so che tantissima gente là a Bologna, ci sono tanti TikToker, tantissime persone. Sì, a Bologna diciamo che adesso inizialmente tutti lo criticavano. Prima chi faceva dei TikTok era sfigato, ora che magari hanno visto come stanno andando le cose vogliono provare tutti a fare dei TikTok. Ma TikTok non è per tutti, secondo me. Esattamente, ma poi lo capiranno poi dopo, cioè loro pensano che perché uno ce la fa, ce la faranno anche loro, poi capiscono che non è così. Il TikTok, lo sai cosa? Inizialmente, allora un esempio, no? Proprio reale della mia vita. Inizialmente anch'io quando ho iniziato a fare TikTok è stato il periodo, l'inizio della quarantena, no? Ormai si parla di mesi fa, forse anche un anno che siamo ormai così. Più o meno un annetto, sì, più o meno il periodo in cui ho iniziato anch'io. Inizialmente, quel periodo ho visto e mi è già andato il profilo a 8.000 follower, no? Però dopo, avendo tantissime cose da fare, mi sono stoppata. E qual è il brutto di TikTok? Perché inizialmente una volta che ti stoppi i video te li bannano. Sì, e dopo allora, per quello che dico anche ai telespettatori a casa, anche ai ragazzi che magari iniziano a fare TikTok, ok, iniziate, però non fate l'errore che ho fatto io a smettere. Perché una volta che smetti, dopo è più difficile salire su con i follower. Però mi è successo anche a me, perché diciamo che durante l'estate il tempo e la voglia per fare i TikTok era passato. Infatti se vai a vedere nel mio profilo, nel periodo d'estate avrò fatto 7-8 video massimo. Cosa che è rarissima perché ne farò una trentina praticamente al mese. Sono 3 al giorno, no? Le impostazioni di TikTok. Allora lo standard ideale sarebbe 3 al giorno. Sì. Io però adesso non ne posto 3, me ne basta postare uno che comunque le mie views. Se no uno in un giorno ne prepara già 6, così li metti così li metti tutta la settimana, è anche un metodo questo. Sì. Beh, comunque sì, quindi anche TikTok, anche queste cose qua, le persone devono anche documentarsi, andare anche su YouTube, ci sono anche i tutorial, quindi uno riesce anche a imparare. Sicuramente c'è uno studio. Io invece volevo farti una domanda, perché comunque di TikToker ce ne sono tanti, anche che hanno un profilo Instagram comunque importanti. Cos'è che magari ti caratterizza rispetto ad altri personaggi di quel mondo? Allora, c'è qualcosa che... Penso il fatto che comunque il mondo social dalla realtà cambia parecchio ed è una cosa che non tutti dicono, ma difficilmente una persona che si fa vedere in un determinato modo sui social è così nella realtà. Io invece sotto questo aspetto mi reputo abbastanza trasparente, nel senso quello che vedi nei social è quello che vedi poi anche nella realtà. E pensi che invece gli altri che quasi tutti siano distaccati comunque? Non sto dicendo quasi tutti per magari non generalizzare, offendere qualcuno, perché non voglio offendere nessuno. Magari chi trova i suoi metodi per spaccare nella vita, sono contento per lui, cioè ha trovato quel suo metodo e va bene, quindi non sto neanche a criticarlo, però per certo te lo posso dire che non sono tutti come si mostrano nei social. Su questo posso darti ragione, perché anche io... posso dire che comunque è una bella cosa, nel senso rimanere un po' autentici nonostante... Sì, per carità, cioè non devi invidiare nessuno, se qualcuno nella vita è bravo, c'ha fortuna, spacca, ben venga. Ma le persone non lo fanno apposta, per esempio, no? Anche il mio profilo Instagram è un profilo di una persona molto seria, no? Nel senso, anche che se la tira quasi.
Ma ok, come dici te, le persone non sono come le vedi, no? Esatto. Ed è giusto. Ma perché succede questo? Perché per esempio io nella vita reale sorrido sempre, mi diverto, gioco e tutto, però non posso farlo in alcune foto perché sennò non ha senso. Cioè, a parte che ognuno di noi ha i suoi lati migliori, i lati peggiori, nel senso io non mi piaccio quando rido in foto, per cui le faccio serie. Quindi a volte non è che sono... Sì, io appoggio completamente il tuo discorso, nel senso che tu sei come ti vediamo su TikTok e come ti vediamo su Instagram, però le altre persone magari è perché quel lato là non gli piace tanto, sì. Potrebbe anche essere, ma infatti, cioè, come c'ho tanti fan, persone che mi apprezzano, c'ho anche parecchi haters, quindi cioè, alla fine è una cosa che è un po'. C'ho quelli che mi stimano, che mi dicono vorrei essere come te, mi piace il tuo modo di fare. C'ho quelli che mi chiedono le foto quando mi beccano in giro, ma c'ho anche quelli che mi scrivono nei DM ma cosa fai, ma sei ridicolo, quindi E la tua famiglia cosa ne pensa di tutto questo? Allora, devo ringraziare mia mamma innanzitutto, mia mamma e mia sorella sono fondamentali, mi hanno sempre sostenuto e sono le prime che ci sono quando ho bisogno, se magari voglio fare un video sono sempre lì disponibili, mi dicono vai facciamolo, quindi niente da rimproverare alla mia famiglia. Quindi la tua famiglia c'è? La mia famiglia c'è, solo una parte qua in Italia, l'altra parte è a Cuba, la maggior parte della famiglia, quindi ok. Qua diciamo solo mia mamma, mia sorella e il mio patrigno. E da quanto tempo sei qua in Italia quando sei arrivato? Da esattamente 9 anni. Quanti anni avevi? Avevo 10 anni quando sono 10 arrivato. anni, ok. Ma ogni tanto torni? Sì, ci vado praticamente tutte le estate, a parte questi 2 annetti che c'è stato il Covid. Beh, immagino che comunque, come ci dicevano anche altri ospiti, Giovanni, lì le persone a Cuba sono molto diverse rispetto alle persone qua in Italia. Sono molto solari, cioè Sì. sono persone che anche avendo poco si divertono tanto. Ecco, come noi col divani prima, che giocavamo. No, ecco, sì. No, è tutta un'altra mentalità. Sì. Modi di vivere comunque molto belli, assolutamente. Kevin, se magari i telespettatori a casa volessero fare, o magari qualche proprietario di qualche attività, qualche ospitata quando riapriranno i locali, però comunque alcuni sono già aperti fino alle 18, Sì. no? hanno iniziato a fare delle ospitate. Dove possono trovarti? Cosa devono scrivere su Instagram? Allora, se se volete trovarmi su Instagram basta che scrivete Kevin Olivera __ e trovate il mio profilo, oppure potete cercarmi su TikTok, che magari è più difficile contattare in privato, però potete magari lasciarmi un commento, poi dal commento vi cercherei io, oppure possiamo trovare un modo per parlare per privatamente. venirsi incontro, Sì, esatto. Ecco, bene Kevin, io invito tutti quanti i telespettatori a casa a seguire la tua pagina. Ricordo anche chi vuole contattare la programmazione di Scoop Eventi e prenotare la sua ospitata può tranquillamente contattare il numerino che vedete sovraimpressione, altrimenti mandateci un'email a redazione scoopeventi@hotmail.it. E adesso Kevin, noi siamo giunti al momento più atteso della programmazione, perché ci sono tantissimi appassionati, ti ho detto, di astrologia. Giovanni, che dici se iniziamo con i nostri segni? Cosa abbiamo oggi? E dopo leggiamo anche il suo segno. Allora, forse cominciamo proprio dal suo segno a questo punto. Sei del? Gemelli, ok. Che bella settimana costruttiva che vi aspetta. Vi sentirete al timone della vostra vita, in barba alle circostanze esterne, sicuri di voi e dei vostri propositi. Un umore solido, sfumato di socievolezza e razionalità, che vi aiuterà a gestire con prontezza ed efficacia ogni tipo di situazione. Nel weekend, forse anche sotto stimolo eccessivo della luna in Vergine, qualche dissapore potrebbe nuvolare l'intesa domestica, quindi va tutto bene fino al weekend. Ok, weekend malissimo. Perché o hai fatto qualcosa, però qualcosa deve succedere. Ok. Però comunque, secondo me lo descrive, sei comunque molto razionale. Esatto. È sicuramente socievole, quindi... Molto, il segno di Gemelli è molto socievole come segno, e come ci diceva la signora Maria, il Gemelli... a proposito, volevo ricordare ai telespettatori a casa, tantissime persone, Giovanni, hanno chiesto la consultazione, perché ti spiego anche a te Kevin, all'interno del programma Scoop Eventi, né io né lui non prepariamo l'oroscopo, c'è una signora di una certa età che lo prepara, no? Ma purtroppo adesso sta poco bene ed è a casa, e tantissime persone hanno chiesto la consulenza privata con lei per il discorso dei segni, le affinità, eccetera eccetera. Poi ci sono tantissime persone a casa che seguono questo discorso qua.
E per cui volevo dirvi che la signora Maria non sta tanto bene questi giorni perché purtroppo ha preso anche lei il coronavirus e ritornerà a essere tra di noi tra una settimana più o meno, quindi per tutte quante le persone che magari volessero contattarla e parlare con lei potete tranquillamente contattarci e vi prenotiamo insomma la chiacchierata con lei dove vi spiegherà tutto quanto. Sapete che comunque il numero che vedete sovraimpressione è gratuito, quindi non avete nessuna spesa e potete tranquillamente contattarla. Comunque Giovanni, scusami se ti interrompo, come dicevi te, la settimana per Kevin sarà buona allora? Sì, comunque dice una bella cosa, vi sentirete al timone della vostra vita. Ecco, tu pensi comunque, è vero, comunque tutta la vita è sotto controllo, cioè stai facendo quello che ti piace? Sto facendo quello che mi piace, del tutto sotto controllo? No. Eh sì, vorrei qualcosa in più perché l'ho detto, il mio obiettivo è quello di sfondare sempre di più e fosse per me vorrei diventare quello con più follower in assoluto. Bravo. Quindi proprio aspiro ad arrivare tanto in alto e spero che un giorno accada. Ok. Beh, il segno dei gemelli è così, è un po' come il leone, no? Siamo molto megalomani, ci piace anche tanto la festa, ci piace divertirci e ci piace essere molto al centro dell'attenzione. Parecchio. Noi viviamo per quello, se non c'è quello noi stiamo male. Ci sono alcuni segni comunque che sono molto... Invece l'acquario, come Giovanni, è più tranquillo e più sulle sue, sembrano, sono il peggio. Almeno l'apparenza. Sì. Ecco, no, comunque il segno di Kevin è un bel segno, anche i telespettatori a casa che magari sono del segno dei gemelli, come ha detto Giovanni, la settimana vi andrà alla grande, fine settimana avrete una notizia, magari può essere bella come brutta ma sarà inaspettata, quindi una cosa che secondo me, guardando anche tutto quello che dice Giovanni, se la settimana è andata bene sicuramente la vostra notizia sarà buona, non credo che abbiate delle brutte notizie, ecco, perché ecco, tutto qua. E vuoi che leggiamo un altro segno, Giovanni, per noi oggi? Leggiamo il segno allora dell'Ariete. Ad inizio settimana vi sentirete un po' sottosopra, ma da giovedì, complice una bella luna in Leone, sarete pronti a lasciarvi anche gli ultimi dubbi alle spalle per girare pagina con sicurezza e infinito entusiasmo. Le vostre scelte ponderate e costruttive stanno ponendo le basi corrette per sviluppi interessanti e soprattutto in grado di assicurarvi stabilità. Non dimenticatevi però di prendervi cura del vostro benessere fisico e interiore. Ecco, quindi ci vuole una settimana un po' di relax per la vita. Beh, potete prenotare un gennaio stressante. Beh, penso che per tutti gennaio è difficile, anche perché dura più o meno 200 giorni, non passa mai. Beh, alcune spa sono aperte e possono andare a rilassarsi, penso. Ecco, quello è l'unica cosa aperta, quindi sì. Beh, comunque il segno dell'Ariete è un segno molto forte e sono persone molto testarde, e arrivano sempre a realizzarsi nella vita, forse ogni tanto pensano in maniera negativa e questo potrebbe essere l'aspetto che purtroppo non... Questa settimana c'è anche dell'entusiasmo, quindi andrà bene. Può andare bene, c'è anche molta sicurezza, quindi ecco. Perfetto, comunque l'Ariete è un segno di fuoco, l'Ariete va d'accordo con persone forti come lui e sono dei segni però che gli piace molto la sfida. Non so se conosci qualcuno, Kevin, dell'Ariete. No. Ecco, sono persone che più tu non le dai confidenza, più tu non li fai vedere che li vuoi bene, che ti interessano, più loro ti corrono dietro. Nel momento in cui tu dai confidenza al segno dell'Ariete, magari un po' di più, e vede che lui riesce a gestirti o lei la vita, allora da là si stacca da te. Sono alcuni segni che io non capisco molto perché... È un po' il nostro contrario, sì. Il leone dell'acquario. Noi il leone e acquario ci piace vincere facile, a loro si vede che gli piace essere trattati male. Ecco, hai un altro segno, Giovanni, per noi, così accontentiamo tutti? Assolutamente, andiamo al Toro. Il principio di questa settimana vi aiuterà a focalizzarvi su ciò che davvero conta per voi. Potrete avvertire sentimenti profondi e appaganti che vi spingeranno a capire cosa è in grado di donare felicità, l'amore, gli affetti, le persone che vi colmano il cuore di gioia. Tutto ciò potrebbe aiutarvi ad affrontare con il piede giusto alcuni cambiamenti che vi stanno mettendo un po' in crisi. Cambiamenti per il Toro, però sembra che ci sia comunque amore, comunque anche la famiglia che sta accanto. Ecco, beh, il segno del Toro è forte, bene, ecco. È un bel segno anche il segno del Toro. Il Toro sono persone molto possessive, molto gelose, sono persone molto devote al lavoro.
quando intraprendono un cammino solitamente lo portano a termine, possono sembrare delle persone sprovvedute, ma invece hanno molto le idee chiare su quello che vogliono dalla vita. Solitamente sono persone eleganti, molto eleganti anche, e si circondano solo di persone di un certo prestigio. Sono dei segni particolari che però vanno molto d'accordo con sia il gemelli che sei te, sia il leone che con l'acquario, quindi è un bel segno il toro, ecco, un segno molto bello e positivo anche, sono persone positive e solitamente anche loro riescono a realizzarsi, però forse il loro pregio, ecco, possiamo chiamare così, sono molto pazienti. Quando intraprendono una strada non hanno molta fretta come siamo io e te, per esempio il gemello leone, noi vogliamo arrivare già domani, sì, tutto subito. E invece il segno del toro è molto più paziente, anche prudente e molto spesso vince, ecco. Quindi comunque è un bel segno. Quindi... Una buona strategia anche questa. Ecco. Giovanni, io ti ringrazio, direi di continuare con l'oroscopo domani e direi di fare una domanda al nostro ospite prima della chiusura. Kevin, che messaggio vuoi lanciare a tutti quanti i tuoi seguaci, i tuoi follower, anche i ragazzi a casa? Allora, innanzitutto non dovete abbattervi, cioè anche se magari passate per dei momenti difficili continuate a crederci, se volete una cosa prendetevela. E volevo ringraziare quelli che mi seguono, spero che continuate a farlo così diventiamo sempre più grandi e basta. Vuoi salutare anche la tua famiglia? Sì, saluto la mia famiglia, la gente che mi sta più vicino e basta. Io ricordo a tutti quanti i telespettatori a casa di andare a seguire anche il tuo profilo Kevin Olivera _basso. Ecco, ha già detto tutto lui, bravissimo Kevin. E ricordo anche a tutti quanti i telespettatori a casa che se volete contattarlo anche su Instagram potete tranquillamente scrivergli, anche le ragazze, che sicuramente i tuoi follower e tutto, potete tranquillamente mandargli dei messaggi, è un ragazzo molto tranquillo. Sì. E quindi penso che sicuramente vi risponderà. Se non risponde non lo so. Ecco. Kevin, che dire, noi ti auguriamo davvero un grande successo. Grazie mille, vi ringrazio. E quando vuoi sei il benvenuto. Quando uscirà il tuo pezzo musicale puoi tranquillamente portarlo qua, lo facciamo ascoltare ai telespettatori a casa. Che dire, Giovanni, noi siamo giunti alla chiusura, vuoi salutare qualcuno a casa, dopo chiudiamo. Come sempre un saluto a tutti i telespettatori e grazie di seguirci ovviamente. Io mi aggrego a voi, un saluto a tutti, vi ricordo che se volete partecipare alla programmazione potete tranquillamente contattare il numerino che vedete sovraimpressione. Kevin, in bocca al lupo per tutto, sei davvero bravissimo, ti stimo, ti rispetto e che dire, ti auguriamo tantissimo successo e speriamo di rivederti presto. Grazie mille a tutti e buona continuazione. Grazie. Que tú a mí me rebotaste, tú me rebotaste, que yo te llamaba pila oficial de ti, ya te el número cambiaste. Tanto que tú a mí me rebotaste, tú me rebotaste, que yo te llamaba pila oficial de ti, ya te el número cambiaste. Por eso rueda que 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 rueda. Por eso rueda que 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 rueda. Si tú no quisiste los huesos, no venga a comer, que yo te solté por tu mala fe. Si tú no quisiste los huesos, no venga a comer, que yo te solté por tu mala fe. Que Dios te bendiga, manita, y que te vaya bien. Ojalá que te choque un carro y que te pise un tren. Pero yo quiero que tú estés bien, bien jodida y mirándome bien. Ojalá que la suegra no aguante presión y se mete un tiro en la 100. Ahora que tengo dinero, me llaman el Don Tomás. Pero cuando no tenía, ir a tomar nada más. Me está comentando que te está llevando quien no te trajo. Eso no me importa, mi loca, vaya pa'l carajo. Que tú a mí me rebotaste, tú me rebotaste, que yo te llamaba pila oficial de ti, ya te el número cambiaste. Tanto que tú a mí me